è un suono di vecchio, gli echi di secoli passati, la chiamata di una città, un incontro speciale del passato e del presente, scolpito in pietra sull'acqua, consegnato ai sogni e alla fantasia. Il grande canale evoca i colori e l'atmosfera di guardie e canaletto. È il passato catturato senza tempo e immutabile. E questo non è tutto. Lo sfondo è Venezia, una città non pianificata nell'astratto, ma per vivere in cui funziona su più di un livello. Il suono della ritmica agitazione di un remo accompagna una gondola lungo un canale. Dietro si trova la città labirintica e gli spazi aperti della laguna, attraversati dalla forza del braccio. Mi abbarca nel rinnovamento di una tradizione che oggi è diventata anche uno sport. Venezia ha trovato preziosa ispirazione in una nuova stagione, la grande stagione di tutto. Qui, sull'isola di Pellestrina, una fragile striscia di terra che separa mare e laguna, è un villaggio di pescatori dove troviamo un uomo che, forse più di altri, sembra vivere la tradizione della laguna. Venezia, riconoscendolo campione, gli ha dato un soprannome speciale, Ciaci. I trofei che egli mostra orgogliosamente sono la prova di un vero sportivo che è diventato una leggenda attraverso le sue dozzine di vittorie. Lontano dal recinto di qualsiasi stadio, la laguna è diventata il suo campo sportivo, dove svolge la completa preparazione fisica necessaria sull'acqua. Sforzo e coordinamento sono messi in armonia. Atleta, barca e ambiente sono come uno nelle sue vittorie. La realizzazione dell'individuo coinvolge l'intera città. Ciachi non è un campione ammirato da lontano, ma la conferma di una Venezia che identifica una parte di se stesso nel suo remo. Puntualmente, come ogni anno in questo momento, la prima domenica di maggio, c'è un crescente senso di aspettativa. La tranquillità dei canali. Anche il remoto uno è spezzato dai suoni di 1000 remi, dai gridi, dagli echi, dall'emozione che tutti provano mentre il mattino si muove. È emozionante scoprire l'aria crescente di festività nel trambusto di attività che si diffonde su tutta la città. Nessuno è scomparso. Rematori di entrambi i sessi e di tutte le età, atleti seri che si preparano, e veneziani e turisti che partecipano come a una gita domenica. La Volga lunga, la lunga fila, un percorso di 30 chilometri che copre Venezia e la sua laguna.
L'inizio è il momento più emozionante. Il bacino di San Marco offre una vista trionfante di Venezia. Poi il percorso si svuota attraverso isole nella laguna e troppo presto terra e acqua si fondono. Ogni barca ha la sua storia. Momenti di stanchezza, parole gridate a un compagno, segnali rapidi per manovrare o affrontare un'onda. Il canale Caneregia collega la laguna e il Grande Canale su una pianura perpendicolare. Qui la popolazione si riunisce per i primi calorosi applausi. Le barche sportive più leggere, agile e veloce guidano la sfilata. Ci sono schizzi di colore dal gondolone, dalle grandi gondole e dalla carolina, le tipiche barche lagunistiche. Se l'inizio richiama i trionfi della Serenissima, il canale Canaregia mostra il coinvolgimento della popolazione con quelli della barca, ora sopraffatti dall'entusiasmo della folla lungo la riva. Questa affettuosa accoglienza sul Grande Canale è ora pronta a accogliere tutti i partecipanti. È difficile spiegare l'appello della Volga lunga. L'uomo dei nostri tempi sente la necessità di legarsi al suo ambiente naturale. Ma per un veneziano non è solo questo. Remare sta ricreando la coscienza dei secoli, è il modo veneziano di rinvocare il passato per scoprire il presente. Per oltre 1400 barche l'obiettivo è lo stesso. Per le migliaia di rematori è la riscoperta di quello spirito che una volta aveva riunito sia nobili che barcatori in un ideale comune. L'ondata di successo spiega la ragione dei fenomeni. I pezzi sparsi di un mosaico sono di nuovo messi in posizione. Decorazione, strutture, remi, rulli, barche, nell'evoluzione delle loro linee hanno seguito lo sviluppo di Venezia. Un'insolita opportunità di leggere la storia negli esempi semplici della vita quotidiana. I club di remi sono diventati più numerosi, luoghi di incontro dove gli aspetti sportivi portano anche discussioni sui problemi della città e delle sue tradizioni. Luoghi dove si può imparare a remare attraverso una maggiore realizzazione della struttura delle barche, strettamente legate alle complesse esigenze della laguna. La felice cerimonia di lancio diventa uno spettacolo comune. Le nuove barche sono spesso fedeli riproduzioni dei modelli tradizionali, rassicurando sulla continuità di un passato quasi dimenticato. Tra i cantieri squadrati o nautici c'è una vera competizione che si estende oltre il centro storico e coinvolge quei veneziani che vivono sul continente e non hanno dimenticato i loro legami con la città di loro origine.
L'elegante profilo di un gondolone si sposta e procede maestosamente tra la razionalità geometrica dell'architettura moderna. La strada si apre per il suo avanzamento verso la laguna. Episodi felici e solenni, e ora anche le celebrazioni, sono caratterizzati dalla presenza di barche. Il sollevamento dei remi in saluto a una culla sull'acqua non è solo una curiosità, ma un gesto verso la semplicità del Natale, l'inizio del nuovo anno, l'inizio della stagione di remi, una processione di barche che accompagna un'immagine religiosa venerata per secoli. Un momento commovente perché riscopre il ruolo della città che, separando il sacro dal laico, si ritrova nella gloria del Santo Marchio. Il Carnevale di Venezia è l'occasione di una festa secolarizzata di divertimento infinito, rendendo nella ricattura di un'atmosfera un'altra occasione per guardare il passato come si riporta alla vita. Nelle maschere e nel concorso delle barche c'è un patrimonio naturale che i veneziani sanno come affrontare e hanno difeso nel corso dei secoli. È la loro laguna, un ambiente in un perpetuo stato di equilibrio tra terra e mare, tra acqua dolce e salata, tra cielo e orizzonte. Da qui Venezia attiva nutrimento e vitalità nei primi secoli di vita e creò baluardi come difesa contro il mare e nato le più alte abilità di artigianato. L'isola ha continuato ad essere l'obiettivo di chi apprezza il contatto con un ambiente tenacemente protetto dalle minacce della natura. Ogni insediamento ha il suo contorno distintivo. Angoli tranquilli rivelano itinerari insoliti in cui si suggerisce l'eleganza di Venezia, nell'architettura dei palazzi e nelle piccole piazze soleggiate aperte al mare e alla laguna. E sono le barche che offrono ancora una volta la vista più autentica. Le competizioni che si organizzano nel corso dell'anno esprimono lo spirito che spinge i partecipanti nei diversi tipi di competizioni storiche, tradizioni popolari ed ecologiche. Il campanile del Torcello emerge isolato dalle nude pianure di fango. Ricorda il ruolo che una volta ha svolto come baluardo contro gli invasori ricorrenti all'inizio della storia veneziana. Il silenzio del suo complesso monumentale ricorda il problema di oggi, il dovere comune di fermare il degrado imminente affinché il Torcello continui a ispirare dalla memoria del tempo. È canto di arte e storia. Nel sinuoso labirinto ad ogni curva una scoperta. I resti architettonici di un'isola abbandonata che portano con sé il rimpianto per quello che un tempo era un patrimonio urbano e ora
si sta sgombrando irrimediabilmente. Un habitat apparentemente intatto a pochi chilometri di distanza. La Burana è un contrasto di colori. Le delicate sfumature della laguna piana qui esplodono nella vivacità policromatica delle case. È una tradizione, un modo ingegnoso di abbellire le proprie case. È in colori splendidi, ma funziona. Questa espressione del gusto della gente comune. Questo confronto di tonalità scelto solo per istinto. In questi ambienti sopravvive speciali artigianati. Mani capaci calcolare gesti tramandati per generazioni, creando pizzo in modello raffinato. Con gesti simili torcire altri nodi per la pesca. Più vicino a Venezia è l'isola di Murano. Più vicino ad un aspetto, la Basilica di San Donato riflette 10 secoli di storia nelle acque del suo canale. L'architettura si rompe in 1000 riflessi che ricordano i colori trasparenti dell'artigianato in vetro locale. I forni sono ancora quelli degli alchimisti e gli strumenti sono quasi gli stessi. La fantasia, la sensibilità dei maestri del vetro continua a dare forma e luce a un materiale opaco e incolore. Ogni oggetto è un prodotto artigianale lavorato in arte. Una notte dell'anno il volto di Murano si trasforma. Il luogo d'incontro è uno specchio d'acqua davanti alla Basilica di San Donato, un luminoso serpente di barche partendo verso Venezia. È il rinnovamento di un'antica tradizione, l'escursione serale in barca che è divenuta nuovamente popolare. Lo sfondo è l'architettura della città, assumendo aspetti sconosciuti al chiaro di luna. Cerimonie ufficiali, visite distinte, festeggiamenti popolari hanno sempre avuto una cosa in comune a Venezia: una gara di barca. È la regata, un termine che da qui si è diffuso in tutto il mondo. Ne sentiamo in documenti risalenti al XIV secolo, ma le sue origini risalgono prima della nascita della città. In quei tempi, l'antica vanità, oltre 2000 anni fa, come ricorda Livio, celebrava una gara di barca sul Brinter Reata, come la chiamavano i Celti.
Questo spirito competitivo rimane. La nuova generazione può crescere fisicamente e moralmente e attraverso il contatto con i veri esperti e acquisire quella unità con la barca così essenziale. Nel reale evento, la penitenza del premio ricercato per ragazzi e ragazze, per gli adolescenti, per coloro per i quali è la prima volta. La grande selezione continua quindi per alcuni la sanzione ufficiale. Vincere significa aver aperto le porte alla più classica delle regate, entrare nell'elite dei campioni, sentirsi uno dei migliori dello sport più popolare di Venezia. Essere tra i migliori è essere tra i pochi eletti. Con una data calendario precisa impostata, è una successione di sfide e riconquistazioni nelle partite di ogni anno. Ogni gara ha la sua storia, una fortuna per avere un numero fortunato, l'occhio acuto pronto a sfruttare al massimo una corrente favorevole, energia attentamente temperata alla lunghezza del percorso, polemiche, argomenti vivaci, delusione ed entusiasmo. Tutto questo fa parte della regata, questa competizione di omicidi, sicuramente uno sport ineguagliabile. I soprannomi strani dei rematori più famosi saranno fedelmente tenuti nella memoria di ogni veneziano che condivide la lotta e la passione come se fosse suo, condividendo lo stesso ambiente e gli stessi mezzi. L'attività inizia verso mezzogiorno. Le grandi barche da parata sono lanciate sul bacino d'acqua antico dell'Arsenale. Sono i bisoni, le fedeli ricostruzioni dei vasi in uso durante il periodo della Sima sedanese. Allegorie, simboli, immagini esotiche in stile barocco ricordano le glorie della città. È la prima domenica di settembre. Come ogni anno si svolge questo prologo alla regata storica. La stagione di remi riassume il suo risultato in un solo giorno. Tutte le componenti dello stile veneziano di remo, il folklore, l'intrattenimento, le gare, sono qui nel loro ambiente ideale, il Grande Canale. Lentamente la sfilata si avvolge lungo la via d'acqua più maestosa del mondo. Sono le barche che rappresentano i club di remi, che tradizionalmente lasciano la processione tra le due rive piena di spettatori. La parte più suggestiva della sfilata, il bisone e i personaggi costumi che rappresentano personaggi storici. Poi il più potente galeone, chiamato Serenissima, portando gli standard delle 4 repubbliche marine, Venezia, Genova, Pisa e Amalfi. È una riproduzione dell'entusiasta accoglienza e del tributo che la Repubblica veneziana ha dato a Caterina Cornaro nel XV secolo. Fu considerata la figlia preferita della città per aver donato l'isola di Cipro, di cui era sovrana. Venezia celebra il suo aspetto più trionfante e mai, come in questa occasione, è una città sovrana. La luce pomeridiana riflette i colori dorati della città, mentre Venezia ribrilla per un po' nel suo vestito regale. È giunto il momento per la stagione di remi di bruciare se stessa.
Le barche, sia quelle grandi che quelle più leggere, offrono opportunità e emozioni diverse. Sono i rematori molto giovani a aprire la competizione. Sono già atleti che tra pochi anni prenderanno parte alla prova più difficile. Ma ora sono ancora solo giovani e molto spesso sopraffatti dall'esperienza di competere sullo stesso tratto d'acqua e di fronte allo stesso pubblico che tra poco stiamo applaudendo i famosi campioni. Le donne che partecipano alla competizione seguono una tradizione antica della Serenissima, che non ha mai mostrato alcuna discriminazione, almeno nello sport, tra i sessi. È stata l'isola che in passato fornì gli atleti più ben preparati, perché il tipo di vita conduttiva dagli isolani richiedeva l'uso quotidiano delle barche. Ora la scelta dei concorrenti è più variegata e la selezione è tra tutti coloro che hanno un vero entusiasmo per lo sport che è nato dalla rinascita dello stile veneziano di remo. Ogni squadra rappresenta un'isola o una certa parte della città in cui remano. Carlina tipica barche di trasporto, che sono ancora oggi utilizzati per il trasporto di merci. I 6 rematori di ogni barca devono essere eccezionalmente forti. A causa del peso della barca non sono permessi un momento di riposo. I muscoli sono costantemente flessi al movimento ritmico. Il pubblico dimostra di comprendere l'esasperata spinta dei remi attraverso l'acqua e unisce applausi partigiani con un sincero riconoscimento del buon spirito sportivo. In una gara che non permette alcuna possibilità di astuzia e nessuna mostra di virtuosità, la vittoria va ai più forti. La sera è la gara che tutti aspettavano, il punto culminante della regata storica che continua una tradizione di 700 anni. Le agili 2 gondoline strane scorrevano ad alta velocità sull'acqua, coprendo i primi 100 metri in un lampo sul tortuoso corso del Grande Canale. Ogni squadra è vigile e pronta a difendersi o ad attaccare. La strettezza del percorso lascia poco spazio per catene successive. Per i rematori, la conquista di un cappello sarà il successo incoronante di una vita sportiva e significa l'ingresso nella Gilda d'Oro dei grandi campioni di remi. Attraverso i ricordi dei campioni passati e di quelli di oggi risiede il vero significato della regata, al tempo stesso segno dei secoli e di un presente molto reale. Qualcuno ha scritto che attraverso la regata il leone continua a ruggire e che attraverso lo stile veneziano di remo mostra ancora una capacità incredibile di vivere e un senso di comunità. Da parte nostra, lasciamo a Chucky dire che ho vinto 13 regate storiche, 18 una tutte le gondola e 19 due tutte le gare, e ha significato un sacco di sforzo ed è stato un lavoro stanco. Un'altra esperienza soddisfacente è stata la partecipazione a 2 giochi olimpici. Lo sport del remo praticato a livello competitivo non può essere improvvisato. Ho dovuto sacrificare tutta la mia vita per ottenere questi risultati e ne sono orgogliosa. Ma sono felice anche di un'altra cosa, vedere il grande successo che il remo ha avuto negli ultimi anni a Venezia e che qui è rinascita.
Quello che mi piace davvero vedere è che i bambini della scuola fin da una piccola età iniziano a imparare a remare da noi mani più grandi. È meraviglioso per noi fenici vedere un bambino in un remo come replica di noi stessi. Era un patrimonio urbano e ora si sta sgombrando irrimediabilmente. Un habitat apparentemente intatto a pochi chilometri di distanza. La Burana è un contrasto di colori. Le delicate sfumature della laguna piana qui esplodono nella vivacità policromatica delle case. È una tradizione, un modo ingegnoso di abbellire le proprie case.